Tutto succedeva in un garage che era la base dei traffici illeciti di un tunisino 42enne, arrestato dai finanzieri perché trovato in possesso di mezzo chilo di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Già nel mirino i movimenti sospetti, l'andirivieni di persone che entravano nell'auto rimessa a Torri di Quartesolo per uscirne dopo qualche minuto. I finanzieri del comando provinciale di Vicenza hanno perquisito il box auto e sequestrato mezzo chilo di sostanza stupefacente di diverso tipo, suddiviso in panetti, pezzature sciolte, piccoli involucri ed ovuli pronti per lo smercio. Nel garage c'erano anche un bilancino di precisione e denaro contante per 290 euro in banconote. Per questo l'uomo, con precedenti in materia di stupefacenti, disoccupato, senza fissa dimora e regolarmente soggiornante nel territorio nazionale in quanto sposato ad un'italiana, è stato tratto in arresto.